Ciao a tutti, tornando dal Comelico ci siamo fermati qui a fare un salto alla diga del Vajont, dove saprete tutti che il 9 ottobre del 63 è successo questo tragico fatto che ha segnato una delle più grandi disgrazie appunto in Italia. Io non c'ero mai stato e non avevo proprio idea di come fosse, qui deve essere franato proprio giù la montagna, praticamente questa collina che vediamo qua di fianco dovrebbe essere la vecchia frana appunto che ha praticamente svuotato il lago. Vedete appunto qua c'è tutto il bacino, ma è praticamente veramente piccolissimo quello che rimane libero. Vedete, è impressionante, qui sulla destra la montagna comunque ha tenuto perché è più rocciosa, più solida. C'è il Monte Toc che è qua sopra, un po' più giù si vedeva proprio il distacco incredibile di materiale. Nel frattempo è cresciuta tutta la vegetazione. Ho appena guardato perché la cifra esatta mi mancava, 1918 morti da Longarone qui verso sud. Pensate all'ondata che ha scavalcato la diga e si è abbattuta nei paesi della vallata lì. Guardate qui tutti i vari nomi di bambini. E là vedete la frana gigantesca. Con questa immagine finale io vi saluto per questo altro video breve però rappresentativo di tutti questi luoghi che ho visto di passaggio. E niente, spero che appunto apprezziate questi brevi reportage e noi ci vediamo alla prossima escursione.